Rapina una farmacia e dimentica il cellulare. Torna per recuperarlo e viene arrestato. Il malvivente, durante una rapina in farmacia, perde il suo cellulare e rientra per recuperare lo stesso, ma la polizia lo arresta. La Polizia di Stato ha così arrestato un egiziano di 24 anni, reso responsabile di una rapina aggravata ai danni di una farmacia in via Saponaro. Sabato, infatti, nel tardo pomeriggio, l'uomo con l'olto coperto è entrato nella farmacia, ha stimolato il possesso di un'arma all'interno della felpa e si è fatto consegnare dalla farmacista 260 euro per poi darsi alla fuga. Durante la rapina, tuttavia, il malvivente ha perso il suo telefonino e poco dopo, con abbigliamento diverso, è tornato sul luogo della rapina nel tentativo di recuperarlo, ma in quel frangente gli agenti e le volanti del commissariato Scalo Romano, coadiuvati dai colleghi dell'Ufficio Prevenzione Generale, lo hanno così tratto in arresto. Bar e ristoranti, procedure rapide e nessun costo per l'occupazione del suolo pubblico. La Giunta ha approvato in questi giorni una delibera che prevede l'ampliamento delle concessioni di occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di somministrazioni di cibi e bevande e la semplificazione delle procedure per ottenerle entro 15 giorni, nonché la temporanea sospensione del pagamento della tassa di occupazione COSAP. Allo scopo di incrementare i relativi spazi di occupazione nel rispetto degli stanziamenti delle attuali normative, verranno così momentaneamente sospese le norme relative al processo autorizzatario del suolo pubblico per la posa di tavolini, ombrelloni e pedane. Presentato il piano di riapertura sperimentale di musei civici e sedi espositive. Illustrato nella giornata di venerdì 8 maggio in Commissione Cultura Turismo, il piano rappresenta un'ipotesi di riapertura sperimentale, fino all'estate, dei musei civici milanesi e definisce modalità e condizioni pensate per conciliare gradualità della ripresa e sicurezza dei lavoratori e del pubblico. L'applicazione del piano a partire dal prossimo 19 maggio è subordinata all'emanazione di un provvedimento annunciato dal Governo che consenta la riapertura dei musei a partire dal 18 maggio e dall'esito positivo di tutte le verifiche tecniche tuttora in corso relative a sanificazione e sicurezza degli ambienti. Le aperture saranno quindi contingentate in base alla diversa capienza dei musei e a scacchiera rispetto al territorio della città, in modo da coprire nell'arco di una settimana diversi distretti urbani. Infine, i musei che affacciano sui parchi pubblici resteranno chiusi nel fine settimana.